Benvenuti, sono Gabriele Barbera, responsabile gruppi della Principe di Corleone, azienda leader in Sicilia nella produzione di vini di eccellenza. Da più di 10 anni aiutiamo tour operator, agenzie di viaggio, agenzie di incoming, crawl, piccoli e grandi gruppi organizzati a far vivere ai loro turisti e viaggiatori un'esperienza unica e indimenticabile in Sicilia. In particolare un'esperienza legata all'enoturismo, con visite ai vigneti, visite in cantina, degustazioni di pregiati vini in abbinamento a piatti della cucina tipica siciliana in un contesto territoriale incantevole nella provincia di Palermo. A volte, prima di iniziare una nuova partnership, le compagnie preferiscono effettuare un sopralluogo in modo da verificare come vengono svolti i servizi e se i partner operano con professionalità, competenza e passione. Per tale motivo in questo video vogliamo mostrarvi brevemente come svolgiamo la nostra attività di enoturismo, mostrandovi un estratto di immagini esplicative di un gruppo di medie dimensioni, circa 40-50 persone, che rientrano in un pullman di 12 metri. Bene, allora venite con noi per scoprire un wine tour e un wine tasting presso le cantine Principe di Corleone. Il gruppo arriva con il pullman che può parcheggiare comodamente all'interno della struttura. Una volta scesi dal pullman, gli ospiti vengono accolti e viene dato loro il benvenuto. Si introduce parlando della storia della famiglia e dell'azienda che opera da più di 100 anni nel territorio, continuando con la visita dei vigneti e la spiegazione del territorio, dei processi di coltivazione delle uve che portano alla produzione di vini di qualità, grazie anche all'utilizzo di tecniche organiche e biologiche che garantiscono una produzione ottimale. Si descrivono le uve coltivate, sia siciliane come il Nero d'Avola, il Grillo, l'Insolia, il Catarratto, sia internazionali come lo Chardonnay, il Merlot, il Cabernet Sauvignon, e si spiegano i metodi di raccolta. Successivamente si visita l'area vendemmia, dove vengono conferite e pressate le uve, spiegando come garantire la massima estrazione di aromi e profumi dalle uve. Poco dopo si visita la bottaia, dove viene conservato il vino più pregiato nelle classiche barrique francesi, spiegando le tecniche di affinamento in legno per ottenere grandi vini rossi. In seguito si visita la sala lavorazione, dove avviene la fermentazione delle uve e le varie lavorazioni dei vini. Prima del termine della visita si entra in sala imbottigliamento, dove vengono riempite, tappate, etichettate e incartonate automaticamente le bottiglie, che poi saranno pronte per essere messe in commercio sia in Italia che all'estero. Terminata la visita, ci si dirige in agriturismo per un aperitivo all'esterno, per procedere successivamente con la degustazione dei vini in abbinamento al pranzo. Nella degustazione vengono descritti i singoli vini assaggiati, il tutto accompagnato da deliziosi piatti della cucina tipica siciliana. Gli ospiti al termine, se lo vorranno, prima di ripartire potranno anche acquistare del vino e altri prodotti del marchio Principe di Corleone. Chiaramente è possibile anche effettuare prima il pranzo e successivamente la visita in cantina. Essere immersi tra i vigneti, lontani dalla confusione cittadina, garantisce agli ospiti di assaporare pienamente i veri colori, sapori e profumi della Sicilia. Usufruendo dei nostri servizi potrete realmente contare su un'esperienza decennale fondata su massima professionalità, competenza e passione, che ci permette di ottenere sempre la piena soddisfazione di tutti i clienti. Gli ospiti, vivendo un'esperienza unica e indimenticabile, si porteranno dietro dei ricordi indelebili. E di sicuro un cliente pienamente soddisfatto per l'unicità dell'esperienza vissuta è molto più probabile che confermi il prossimo viaggio nuovamente con la vostra compagnia. Dunque, se siete interessati a scoprire di più, non vi resta che contattarci e noi saremo lieti di trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze e ai vostri gruppi.